Abbiamo chiesto la possibilità di fare referendum, che siano i veneti, i cittadini e il popolo del Veneto, che si esprimano se preferiscono un consiglio con 51 consiglieri o un consiglio, come proposto dalla Lega e dalla lista Zaia, di 61 consiglieri. E battaglia a Venezia sulle modifiche allo Statuto della Regione Veneto varate dal Consiglio, o meglio, su una delle modifiche di una riforma che prevede anche un cambio delle modalità di conteggio dei consiglieri in aula per il numero legale, che scende se le assenze sono giustificate da impegni istituzionali, e il prolungamento della presidenza nel breve periodo tra la fine di una legislatura e l'inizio della nuova. A provocare lo scontro è la conformazione futura della Giunta. Gli assessori che non potranno più essere contemporaneamente anche consiglieri regionali. Per quale motivo? Lo stesso spirito della legge che riguarda i comuni sopra i 15.000 abitanti. Gli assessori dei comuni sopra i 15.000 abitanti non possono essere consiglieri e questo migliora sicuramente il funzionamento dell'organo, della giunta degli assessori e distingue le due attività, l'attività legislativa e l'attività di governo. Lo statuto precedente, attaccano dalle opposizioni, era stato votato all'unanimità e non a colpi di maggioranza, e quegli assessori esterni non vanno bene. Ha anche un costo questa scelta da parte della Lega e della lista Zaia, perché il calcolo è circa 7 milioni di euro in più a legislatura, il costo di 10 consiglieri di fatto in più, 10 assessori esterni in più. C'è anche un controllo da parte del Presidente della Giunta su questi assessori esterni, non sarebbero quelli che il popolo ha indicato. Ma dalla maggioranza tirano dritto la modifica in linea con quanto accade altrove. È una norma che è riportata in quasi tutte le regioni italiane, fra cui la Toscana, l'Emilia e il Piemonte, per esempio, solo per citarne qualcuna. E quindi noi abbiamo fatto sì di rendere, portare avanti questa forma di equilibrio. Fra l'altro era già stato stabilito nella legge elettorale. Statuto che invece andrà probabilmente sotto esame degli elettori con un referendum che può essere promosso dagli stessi consiglieri. Noi abbiamo questo strumento che un quinto dei consiglieri devono servire 11 firme, siamo arrivati a 7, i 3 consiglieri di Veneto 2020 più i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Per il momento siamo 7.